Buongiorno a tutti i telespettatori degli amici del Kart Triveneto. Come al solito siamo io, Tommaso Maffei e Daniele Gianfagna, pronti per commentare questo settimo round dei 10 a disposizione quest'oggi al circuito di pista azzurra. Daniele, che dire, sarà un altro comunque weekend molto bello da seguire per questi kart amatoriali. Sì, esatto, ci troviamo a Jesolo e la cosa più interessante di questa pista, oltre alla particolare configurazione che sinceramente mi piace molto, abbiamo tanti piloti in pista. Si parla di anche 30 piloti, 31 piloti in pista che sicuramente ci faranno divertire. Insomma, le premesse per il divertimento ci sono tutte, sia per i piloti sia per noi commentatori. Sì, si prevede comunque un weekend interessante, mentre adesso viene presentata la griglia della Bronzo 2 con Patrick in prima posizione, seguito da NKK, terzo Mattioli con Sam in quarta, quinto Steven e sesto Nicodeg. A seguire in settima De Marchi con Mandre in ottava posizione. Bonomet segue in nona con Polo 88 a chiudere per la top 10. Ale 89 e Pipoz vanno a chiudere la sesta fila con TNT e Wolf per la 13ª e 14ª piazza. 15ª e 16ª di Marco 85 e Bradipo, con invece la nona fila di Riservato e di Giova. Dalla 19ª alla 20ª Got e Gino, con poi Civer Racing e 70 Giovanni per la 21ª e la 22ª, Leo Di Lea e Sam 84 in 23ª e 24ª posizione, Costantini e Ruben in 13ª fila e poi Vulcano a chiudere la classifica. Ben 27 piloti per questa Bronzo 2. Daniele, ci si prepara a una gara molto interessante. Adesso vedremo anche il numero di giri effettivo, però attualmente i nostri piloti sono pronti con questi fantastici kart a noleggio della Sodi Kart. Dovrebbero essere motori 270. Sì, vediamo che si attende ancora un attimo prima di partire e vediamo come va questa gara molto interessante. E quindi siamo pronti per questa gara Bronzo 2 che partirà tra pochissimo. Daniele, aspettiamoci una partenza interessantissima con ben 27 piloti in griglia. Esatto, come detto sono tanti piloti in griglia e precisamente come hai detto tu 27 per questa Bronzo 2 e parte in prima posizione. Vediamo adesso la classifica. Sì, una partenza che sta richiedendo un attimo da parte della direzione gara. Ecco qua con Patrick che parte in prima posizione davanti a NKK e poi subito a seguire tutto il gruppone. 27 piloti con questa configurazione molto interessante. Che brutte sportellate che ci sono state in curva 1 da parte della seconda metà del gruppo. Sì, sportellate abbastanza aggressive nella seconda parte del gruppo, anche free wide stiamo vedendo qua all'inizio. Veramente interessante fino ad adesso la gara, ma bisogna vedere se Patrick riesce a difendere in questo momento. Attualmente Patrick riesce a difendere in qualche modo la sua prima posizione, anche se pressato da NKK, Mattioli e Sam, che stanno comunque pressando. L'ottimo pilota in testa alla corsa, Steven un po' più arretrato, però sta cercando di raggiungere insieme a Nicodeg il gruppo, mentre De Marchi in questo momento si trova nel mezzo tra la settima e l'ottava posizione, che è lì tranquillo, abbastanza distaccato da quelli dietro, ma comunque lontano anche da poter tentare degli attacchi nei confronti di quelli davanti. Vanno a chiudere il primo giro, guarda che trenino qua. Che trenino, sembrano un pezzo unico tutti e quattro. Il quinto è un po' più staccato e sta osservando. Adesso si è staccato in questo momento anche il quarto e il terzo. Si stanno dando battaglia il terzo e il secondo, che sono Mattioli e Sam. Mattioli e Sam che stanno facendo una bella gara. Attenzione all'attacco interno per prendere la leadership della corsa, e arriva fantasticamente quindi Patrick, che non è più primo, dovrebbe essere Mattioli forse ad aver preso la prima posizione. Adesso lo scopriremo comunque alla fine del giro. Ben 17 giri intorno al circuito di pista azzurra. Un pilota qua dietro perde il controllo, purtroppo la regia ci cambia
la telecamera. Purtroppo abbiamo visto uno dei piloti perdere il controllo, che quindi probabilmente rientrerà in pista in ultima posizione. Andremo quindi a capire chi è il pilota coinvolto. E nel mentre guarda sto gruppetto di piloti interessantissimo, è molto bello vedere così tanti piloti in pista, perché le emozioni comunque non finiscono. E i Mattioli, come avevo detto, alla fine è il pilota che è andato a prendere la prima posizione, seguito da NKK che è il nostro secondo, e Patrick che invece va a perdere la leadership della corsa. Siamo ancora ai primi giri, quindi è plausibile che Mattioli adesso cerchi di scappare, ovviamente, per distaccare il secondo, e il secondo deve fare di tutto per non farselo scappare e riuscire a utilizzare quel poco di scia che ha a disposizione, anche se in questa pista è un po' complicato. Sì, qui la è un scia po' inefficace più che altro. Qui diciamo che a parte il rettilineo principale la scia è effettivamente abbastanza inefficace, perché comunque è un circuito pieno di curve. Diciamo che non sarà semplice anche per Sam84 recuperare. Sam84 che è il pilota che si è girato proprio nel secondo settore, dove abbiamo visto prima nello stacco di regia, quindi vedremo se riuscirà a recuperare. È riuscito a ripartire comunque davanti a Costantini, che rimane quindi in ultima posizione, mentre Mattioli va a chiudere un altro giro, e Sam è riuscito a prendere la terza posizione con Patrick, che adesso è in repentino calo, e vedremo se riuscirà a recuperare anche De Marchi, che era partito più avanti, adesso si trova in nona posizione. Non una gara facile per lui, con TNT che va a passarlo. Ma Patrick, che ha in netta difficoltà in questa prima parte di gara, partiva primo e adesso si ritrova in quarta posizione. Speriamo non peggiori ulteriormente, purtroppo per lui, insomma. Però partiva primo, poteva amministrare forse un po' meglio. Sì, sicuramente poteva amministrare meglio, ma la pressione comunque da parte dei piloti è stata molto estrema. Mentre qua dietro attenzione a Nico, Deg e Bonomet, che possono fare una gara sicuramente molto interessante. Vedremo se uno dei due riuscirà a sorpassare l'altro, mentre si guarda anche giustamente il gruppo di fondo, che sta facendo grande battaglia, con un po' di piloti che sono leggermente staccati, altri invece che sono ravvicinatissimi. E Nico Deg, alla fine, che abbiamo visto che stava tentando il sorpasso nei confronti di Steven, alla fine riesce a portarlo a termine per prendere la top 5 di questa fantastica gara. In questo momento arrivano nella prima parte di pista, con questo zona dei tornanti, 3 tornanti uno dietro l'altro, una a destra, anzi 2 a destra e una a sinistra, e per poi entrare invece in una parte sempre comunque tornantosa, ma con angoli diversi rispetto ai primi. Sì, esatto, i primi sono un po' più chiusi, mentre i secondi sono un po' più larghi, un po' più aperti. Ma comunque devo dire che è una pista abbastanza guidata, non è molto uno start and stop, insomma. Sì, assolutamente, assolutamente. Diciamo che i primi sono effettivamente tornanti puri, mentre i secondi sono più dei ferri di cavallo. Quindi diciamo che bisogna comunque variare il modo in cui va presa determinata curva in confronto agli altri. È un po' più start and stop nei primi tornanti, invece è molto più guidato il ferro di cavallo, i ferri di cavallo che chiudono poi il settore, e poi queste doppie curve a destra che vanno a chiudere qui a pista azzurra, circuito di Jesolo, un circuito molto lungo, e diciamo una struttura che comunque permette di vedere 27 piloti in pista, quindi molto bello vedere così tanti piloti in pista, sia per quanto riguarda lo spettacolo, sia per quanto riguarda comunque la competitività dei piloti, e in generale comunque una griglia con più di 15 piloti riesce sempre a mostrare veramente delle gare interessantissime. Riesce a far vedere il meglio delle gare di questo tipo, delle gare di rental kart. Sì. E mischia anche molto le carte, perché essendo ovviamente più piloti in pista c'è molta possibilità di sorpassi, come abbiamo detto. Mattioli intanto che ha preso il largo, e sembra che è alle calcagne di NKK che non saprò come chiamarlo, quindi scrivetecelo nei commenti, così. Nick, lo chiamiamo Nick, anche se Lo chiamiamo Nick. Esatto, comunque è lì sotto pressione da parte di Sam, che prova adesso a farsi vedere per un attimo all'interno, ma deve rinunciare. Poi purtroppo
vediamo un attimo il contatto visivo, ma li vediamo adesso uscire dal tornantino. Vediamo adesso che arrivano velocissimi nel ferro di cavallo e dovrebbe essere ancora dietro. Sì, è dietro, sta provando a farsi vedere, cerca la manovra decisiva per andare a prendere quella seconda posizione, per andare ad accaparrarsi una coppa un po' più grande rispetto a quella del terzo posto. Vedremo se ci riuscirà alla fine, mentre si va a vedere anche un po' di lotta nelle retrovie. Guarda comunque quanto sono avvicinati, qua leggermente largo e porta alla fine il sorpasso, mentre Sam è ancora lì dietro. Vediamo se tenta qua il tornantino, decide di non optare ancora per la manovra aggressiva e cerca di seguire ravvicinatissimo ancora l'avversario. C'è da dire che non avendo comunque un grossissimo carico aerodinamico, queste kart anche in scia non hanno grossi problemi, anche se comunque bisogna stare molto attenti soprattutto alla frenata dell'avversario, perché è la frenata dell'avversario su cui ti devi andare ad abituare rispetto a quanto la tua frenata quando sei soprattutto in segmento ravvicinatissimo come in questo caso. E oltretutto il problema più grande qui lo abbiamo, oltre che alla frenata, proprio alla traiettoria stessa, perché se il pilota sbaglia e il pilota dietro che sta studiando appunto il pilota che lo precede, se sbaglia il primo, sbaglia quasi sicuramente anche il secondo, e bisogna stare molto attenti perché si tende a guidare un po' in maniera visiva seguendo il pilota davanti. Esattamente, esattamente, ti do ragionissimo sotto quell'aspetto. E adesso vediamo comunque che dalla decima in giù abbiamo un bel gruppetto di piloti che può fare sicuramente una gara interessantissima. Teniamoli d'occhio perché sono Bradipo, Giova, Gotta. Adesso si evolve la classifica con Mandre, è riservato che passano Marco 85, Cive Racing che passa Pippo, Sale 89, Polo 88, anche Gino che ha perso la posizione, Wolf che invece riesce a rimanere lì in mezzo. Sicuramente una classifica in grande evoluzione nelle retrovie, bisognerà stare attentissimi perché tutto può succedere. Sì, sono sempre cambi, sempre ogni giro c'è un cambio di posizione, quindi noi adesso stiamo vedendo la parte centrale della classifica in cui stanno avvenendo molti scambi di posizione, anche se la grafica, attualmente la telecamera sta inquadrando il passaggio dei primi sul traguardo per adesso. Intanto Sam comunque ha passato Nick e quindi lo studio si è concluso. Sì, diciamo che comunque con questi kart che non sono comunque a livello di potenza, mentre qua c'è forse una bandiera blu, un sorpasso, sembra più un sorpasso perché non ho visto comunque lo steward tirare fuori la bandiera blu. Comunque si va molto più allo studio qua per questi kart a noleggio, l'abbiamo ripetuto più di una volta in tutto il campionato, ma è sempre giusto ricordarlo, questi kart comunque in cui la fisicità è anche accettata rispetto ad altre tipologie di vetture, e poi comunque essendo a livello di potenza non troppo elevati, diciamo che è più una fase di studio all'inizio per tentare il sorpasso, tipo in stile GT per intenderci come tipologia di gara, anche se nelle GT si ha molta più potenza. Però comunque per quanto riguarda questi kart invece non hanno grossissima potenza, e quindi per tentare il sorpasso bisogna comunque tirare fuori, non dico sempre la magia dal cappello, ma portare anche a sbagliare l'avversario, e non solo, comunque cercare di infastidire il più possibile l'avversario e cercare la manovra vincente senza poi incappare in una penalità. Esatto, è vero, vero, confermo, concordo con te. E qui se non c'è l'errore dell'avversario, a meno che non si gira 2 secondi al giro più veloce, e comunque lì è anche difficile, il sorpasso è molto complicato, quindi tanto di cappello a chi riesce a fare un sorpasso pulito senza buttar fuori l'avversario, insomma. Sì, c'è da dire che bisogna comunque fare molto i complimenti a tutti i piloti che riescono a portare a casa il sorpasso, mentre Sam e NKK comunque sono sempre lì vicini. Adesso è NKK che proverà il sorpasso nei confronti di Sam, vedremo se riuscirà a portare la manovra a termine. Adesso è molto una fase di studio in
questo preciso istante, con Mattioli che sta proseguendo la sua gara in testa con tranquillità, è riuscito a fuggire là davanti ed è, diciamo, attualmente il leader della corsa senza nessun dubbio quando siamo oltre la metà della gara. Esatto, siamo oltre la metà della gara, mancano solo 6 giri, che tra poco diventeranno 5. Ancora cambi di posizione, non c'è stato un giro in cui non c'è stato un cambio di posizione. Sì, quindi come abbiamo previsto, almeno per questa batteria, la predizione sulle battaglie c'è stata ed è confermata. Intanto Mattioli, che se non sbaglio si è avvicinato adesso, si sta avvicinando ai doppiati, quindi nell'arco di un paio di giri dovrebbe prenderli e dovrebbe fare il doppiaggio. Sì, nel corso di 1-2 giri dovrebbe sicuramente doppiare qualche pilota. Fase di doppiaggio molto importante, l'abbiamo visto l'anno scorso con una delle gare che è finita nel modo più improbabile possibile, con un incidente che ha portato uno dei piloti a finire fuori dal podio, andando a incidentarsi a una curva dalla fine proprio con uno dei doppiati, mentre qua stanno facendo una bellissima lotta i ragazzi lì dietro, veramente interessante. Sarà difficile sorpassare adesso. Sì, non sarà semplice, perché quando si è in lotta comunque bisogna rispettare sia la questione della bandiera blu, sia da parte del pilota che sta doppiando, comunque deve rispettare comunque che i due piloti sono in lotta, e lui in questo momento in una fase complicata, mentre adesso riesce a passare all'interno immediatamente Mattioli il primo. Vediamo quando tenta il sorpasso sul secondo. È una fase comunque molto complicata. In comunque gare di stessa categoria la bandiera blu è molto più importante, cosa che invece è un po' più complicata la gestione nelle gare endurance, per intenderci, o comunque di non solo endurance ma comunque di multicategoria, le gare che io personalmente preferisco, perché è bello vedere tante categorie diverse all'interno dello stesso circuito. Anche con questi kart comunque i doppiaggi sono fondamentali. È vero, è molto bello, come dicevi tu, vedere categorie diverse nella stessa gara, proprio perché si vedono piloti che ognuno lotta con una macchina diversa con l'avversario, quindi poi alla fine, diciamo così, abbiamo anche più spettacolo. Bisogna stare attenti ai doppiati, ci sono tante strategie da fare, anche per quanto riguarda l'endurance per esempio, e oltretutto sono un terno all'otto, come si suol dire. Non si sa chi parte, ma non si sa chi arriva. Sì, e come si arriva soprattutto. Come si arriva? Diciamo che si arriva anche con del nastro. Abbiamo avuto esperienza noi. Si arriva con del nastro adesivo anche senza problemi sotto quell'aspetto. Con Nico Degg che riesce a prendere la quarta posizione. Vediamo se riuscirà ad andare ad attaccare la top 3, anche se è difficile perché NKK e Sam sono ancora in lotta. Mattioli invece ormai è praticamente fuggito e sembra irraggiungibile, mentre qua ancora il gruppetto, sempre dalla top 10 alla top 20, fa veramente vedere delle lotte strepitose, veramente fantastico. Questi piloti non hanno mai smesso di battagliare uno contro l'altro. È molto molto bello vedere comunque piloti che non stanno lottando per la vittoria, comunque lottare. Patrick, che purtroppo ha perso anche un'ulteriore posizione, ricordiamo che partiva primo e purtroppo adesso si trova in quinta posizione, quindi un gran peccato, una gara quasi da dimenticare per lui. Intanto NKK, detto Nick, detto anche Nicola, supera Sam, e vediamo se riuscirà a mantenere questa posizione fino alla fine. Mancano solo 2 giri, anzi un giro e mezzo, e si concluderà questa bronzo 2. Sì, NKK che ha fatto un bel sorpasso nei confronti di Sam, forse anche aiutato dai doppiaggi che arrivavano, nel mentre Bonomet è andato a passare Steven per l'ottava posizione, le ultime posizioni per quanto riguarda la top 10. Sicuramente una gara molto interessante per quanto riguarda la top 2, prettamente perché Mattioli è scappato e non si è mai più visto, e lì dietro ancora grandissime lotte tra i piloti che stanno spingendo veramente forte. Attualmente Sam 84 è il primo dei piloti doppiati, mentre in questo preciso istante inizia l'ultimo giro Mattioli per andare a concludere la gara, ma manca ancora
una tornata completa e tutto può succedere. Ha due doppiati davanti, mentre NKK sta per arrivare a un doppiato, quindi dovrà stare molto attento nel caso in cui debba passare anche sotto pressione da parte di Sam. Teniamo d'occhio quel gruppetto lì, perché adesso Sam tenta l'attacco e riesce a chiuderlo per un momento, ma ancora avanti NKK che difende magnificamente e rimane in seconda posizione. Che spettacolo. Veramente incredibile quello che stiamo vedendo in questa Bronzo 2. Se già così comunque il preambolo di questo weekend, diciamo che mi aspetto delle gare molto interessanti anche nelle prossime batterie. Ricordiamole, ci sarà Bronzo 1, poi Silver 2, Silver 1 e poi Gold a chiudere tutto, mentre in questo momento Mattioli va a vincere questa fantastica gara in prima posizione, dominata dopo che è riuscito a prendere la prima posizione imprendibile, mentre qua arrivano alla fine NKK che riesce a rimanere davanti a Sam e sono arrivati praticamente affiancati al doppiato. Sì, è vero. Mentre... una gara molto bella. Sì, una gara molto bella, non sicuramente per Patrick purtroppo, che partiva in pole, arriva alla fine in quinta posizione. Non un brutto risultato per come stavano andando le cose, ma diciamo che partendo dalla pole ci aspettavamo sicuramente qualcosina di più, però fa parte anche questo delle corse, non può andare tutto nel verso giusto. E poi c'è anche da dire che ci sono piloti che in gara faticano molto di più rispetto che in qualifica. Sì, è vero. Oltretutto sono molto più stressanti, appunto perché bisogna cercare di dare il massimo senza esagerare per tutta la gara, insomma. Sì, non è sicuramente semplice. Non è semplice. Non è facile. Vi assicuro, io che li ho provati per la terza volta, dopo 10 minuti di gara sei morto praticamente. Io devo dire che personalmente, avendo fatto anche un endurance, non essendo allenato, precisiamo. Sì, c'è da ricordarlo. Io purtroppo ho un po' di problemi di mal di schiena ogni tanto quando vado sui kart, perché purtroppo sono alto e quindi la mia schiena fa tutti i movimenti possibili e immaginabili. Mentre guardiamo la classifica finale, perché giustamente andiamo a vedere Mattioli che fa anche il best lap in 1.01.331. Gli altri due piloti per quanto riguarda i giri veloci sotto l'1.02 sono NKK e Sam, che seguono in seconda e terza posizione. Poi Nico Deg, Patrick, TNT, De Marchi, Steven, Bonomet e Bradipo che chiude la top 10. E davanti dalla top 10 in giù Giova, Mandre, Pippoz, Wolf e Gott che chiude la top 15. Adesso vedremo anche gli altri piloti che arriveranno in questo preciso istante. Per quanto riguarda la classifica, comunque è una gara molto interessante. Poi per quanto riguardava la questione dei kart, diciamo che sono abbastanza faticosi, soprattutto se non si è in buon allenamento. Io qualche gara endurance l'ho fatta con i kart in generale. Comunque devo dire che uno stint sopra la mezz'ora inizia a diventare abbastanza faticoso e stressante anche mentalmente, con poi Mark 85 in 16esima, 17esima all'89, 18esima Cive Racing, Polo 88 19esimo e 20esimo riservato, per poi chiudere dalla 20esima in giù Gino, Leo Di Lea, Sam 84, 70 Giovanni, Ruben, Volcano e Costantini. Che dire, Daniele, una gara molto interessante, non vedo l'ora di vedere le prossime batterie. Neanche io, quindi andiamole a vedere. E quindi tra poco. A tra poco per Bronzo 1. Ed eccoci quindi con la batteria Bronzo 1 che vede Nick a partire in pole position, seguito da Inuyasha, per poi andare con la seconda fila con Ryder e Ilias, seguiti da Thomas 16 e Kimi. In quarta fila poi Andrea 98 Ste e Nico UK, che vengono seguiti dalla nona e la decima posizione, che sono Martins ed Happy. La 11esima è di Jean-Claude Van Damme, anche se non ci sta il Van Damme lo aggiungiamo noi, in 11esima per la 12esima Margeron, 13esima di Lupo e 14esima di Jean-Luc 44, 15esima di Kaiser e 16esima di Bana, 17esima Forla e 18esima Superfast, 19esima Cerro, 20esima Roby 13. Si va oltre la decima fila con Panzo e Krichan,
che vanno a chiudere poi dalla 23esima e 24esima di S3 e di punto verso, quindi diverso, molto interessante come nickname. Tenkai, Jarvis 25esima e 26esima, Asia e René in 27esima e 28esima, con Baita e Vecchia Gloria 29esima e 30esima posizione, per poi chiudere la classifica in 31esima con Renato. Ben 31 piloti per questa bronzo 1, Daniele. Griglia super piena. Mentre si I sta andando, piloti si parlano, si scambiano 4 chiacchiere. qualche pilota si sposta forse troppo avanti, quindi piloti che si stanno preparando, forse qualche pilota che va un po' più avanti rispetto alla sua piazzola, ma i direttori di gara stanno preparando il tutto, il pubblico è bello carico. Eccoci qua, quindi per la partenza, una pessima partenza di Inuyasha in seconda posizione, quindi va a perdere un po' di posizioni là dietro. Non l'ha persa, era secondo ed è secondo tuttora. È stato fortunato, aveva la curva interna. Sai che forse però è stato passato comunque all'esterno, perché mi sa che in questo momento sembra essere terzo almeno, mentre lì dietro rischio. Lì dietro rischio con uscite di pista non bellissime. Daniele, vediamo comunque avanti che questa gara prosegue a una velocità incredibile. Mamma mia, ho visto un kart saltare sul cordolo. E comunque adesso andremo brutto. Che brutta uscita di pista. Ne abbiamo viste già 2, speriamo che bastino così, insomma. Vediamo Inuyasha adesso che passerà sul traguardo, se sarà ancora in seconda posizione o se avrà ceduto altre posizioni, come dicevi tu. Sì, lo Comunque scopriamo. Tante lotte. Sì, tante lotte, mentre non ci sta NKK, ma ci sta Nick. E Inuyasha, come ti avevo detto, è andato a perdere la posizione su Ryder, perché Ryder ha fatto un gran sorpasso all'esterno del tornante. E che dire, adesso abbiamo un altro Nick che in questo momento sta guidando la corsa per una gara bronzo 1 che è partita in modo incredibile. Tanti piloti che hanno fatto già qualche piccolo errore. C'è da dire che in questo momento c'è un leggero cambio meteo, come potete vedere, perché è più sera in questo momento, quindi ci può assolutamente stare che i piloti abbiano un po' più di difficoltà e anche le temperature possono essere diminuite un pochettino. Esatto, quindi questo può, in base ovviamente alla temperatura, può aiutare o non aiutare più il pilota, Sì. proprio a causa del surriscaldamento o della messa in temperatura delle gomme. Intanto, che lotte qui, un pilota che si è lamentato palesemente. Sì, un pilota che si è lamentato per comunque un sorpasso sicuramente comunque cattivo. Inuyasha adesso che passa in seconda posizione, anche Thomas 16 riesce a passare in quinta. Lì dietro invece, come possiamo vedere, battaglie che continuano, è veramente incredibile il gruppone di piloti appena sotto la top 10 cosa sta facendo. Ma non solo, perché anche lì per le ultime posizioni della top 10 stanno facendo una gran battaglia, mentre qua davanti Nick prova a scappare, ma Inuyasha è molto aggressivo e sta provando a recuperare il più possibile, quindi teniamo d'occhio la testa della corsa, ma anche lì dietro, perché stanno facendo dei cambi di posizione a una velocità incredibile e bisognerà stare attenti per questi altri 17 giri di gara in cui tutto potrà capitare. Servono altri 4 occhi perché i nostri 4 non bastano per vedere tutte le lotte, e servirebbero anche altre telecamere per vedere tutte le lotte che attualmente sono in corso in pista. Sì. Davvero tante. Sì, diciamo che è veramente bello comunque vedere così tanti kart in pista. E ormai l'abbiamo già detto in bronzo 2, ma anche in bronzo 1 stiamo vedendo battaglie incredibili. Guarda, dalla quinta alla 12ª posizione comunque quanti cambi ce ne sono stati. È una gara veramente ricca di emozione in questo momento, con 4 piloti in più rispetto alla scorsa gara, con una lotta alla leadership attualmente che non è tanto attaccata a livello di distacchi, però Inuyasha in questo momento sembra avere qualcosa in più per poter arrivare da Nick, quindi teniamolo d'occhio. Eccolo qua in questo momento Nick che sta arrivando. Guarda, Inuyasha non è tanto distante, nemmeno Ryder sta provando in qualche modo a seguire.
Però sono tutti comunque abbastanza ravvicinati sotto quell'aspetto. Diciamo, non c'è il distacco che c'è stato nella Bronzo 1 tra oddio, Mattioli, scusatemi, e gli altri del gruppo, come Nick, anzi NKK che dir si voglia, e noi lo chiameremo Nick, sarà il nostro Nick. Non c'è stato quel distacco proprio a causa della lotta che in questa Bronzo 1 non c'è stata tra Inuyasha e Ryder per tanti giri, è stata quasi istantanea, è avvenuta nel secondo giro e quindi questo sta permettendo a Inuyasha di non far andare via Nick. Eh sì, assolutamente. E vediamo Nick attualmente in testa, Inuyasha che prova a seguire nonostante la partenza pessima, c'è da dirlo, è stata veramente una partenza che non ha dato comunque un vantaggio al pilota del team runner, che adesso sta provando a recuperare per almeno tentare l'assalto alla leadership della corsa, ma ci vorranno sicuramente qualche giro per capire e comprendere se il vantaggio andrà verso di lui oppure no. Esatto, intanto Martins che ha passato Kimi, che adesso si trova in quinta posizione, altri cambi di posizione per tra la nona e la quindicesima posizione, altri cambi anche per la diciassettesima e la diciottesima posizione che recuperano anzi anche la diciannovesima che recuperano su DS3. E per le ultime posizioni vediamo ora che passano i piloti sul traguardo, ma sembra Mamma che mia, non free ci wild. siano mamma mia. Non sembra che ci siano ulteriori lotte nelle retrovie. E a parte il free wide che abbiamo visto tra Tenka, Vecchia Gloria e Baita, che erano praticamente uno a fianco all'altro, diciamo che più arretrati sotto la 20esima posizione, sotto la 21esima posizione attualmente non c'è grande lotta. Mentre Nick attualmente a livello di distacco è riuscito a recuperare qualcosina, è un po' più in vantaggio rispetto a prima, quindi adesso è una lotta più sulle tempistiche piuttosto che una lotta diretta tra i due, mentre tra Kimi ed Happy, che sono in lotta per la quinta e sesta posizione, bisognerà tenerli d'occhio perché lì stanno invece battagliando fisicamente uno contro l'altro. È vero, esatto. E oltretutto sta scendendo sempre di più il sole, si fa il crepuscolo e le temperature cominciano a scendere pian pianino. Temperature che iniziano a scendere molto piano, però possono essere letali per la gara dei piloti e quindi è fondamentale cercare di tenere in temperatura le gomme. Diciamo che essendo comunque gomme che vanno più sulla lunga durata perché sono dei noleggioni, diciamo che il noleggio non cerca di avere la gomma performante, gli importi che la gomma duri tanto, di conseguenza queste gomme hanno un range abbastanza elevato, ma si può anche non riuscire ad ottenere la loro temperatura ideale. Capita, a volte ci può assolutamente stare, è capitato anche a me personalmente, soprattutto in piste non con l'asfalto ma col cemento. In una pista in asfalto è un po' più semplice riuscire a mantenere la temperatura. Vero, è un po' più semplice, ve lo dirò quando studierò l'inerzia termica dell'asfalto piuttosto che del cemento, quindi vi farò sapere. Sì, tu hai provato solo in asfalto alla fine, vero? In realtà ho provato sì in asfalto principalmente, cemento forse una volta. Diciamo che forse tu alla fine comunque essendo nel centro-sud diciamo che ci sono più cartodromi in asfalto, mentre qui al nord con anche la questione che io sono comunque sono vicino praticamente a Milano e a Torino, e sia dalla parte di Milano che dalla parte di Torino sono presenti comunque tanti cartodromi indoor che hanno questo terreno in cemento particolare che non è il massimo per l'aderenza, però ti rende anche comunque interessante imparare come andare proprio su quelle determinate piste. Oggi siamo qui in pista azzurra, che è una pista comunque in asfalto all'aperto outdoor, mentre comunque tanto c'è un pilota fuori. Sì, pilota fuori che sembrava non riuscire a ripartire oltretutto. Vediamo, si vede nell'angolino dello schermo sulla sinistra della nostra visuale sì, sta facendo il tagliaerba, però è ripartito più o meno. Ancora no.
Vabbè, comunque, insomma, può capitare, non disdegniamo, ovviamente, può capitare per un contatto, per una distrazione, per un qualsiasi motivo, intanto ulteriori cambi di posizione che fanno, ci lasciano, ci toglie la grafica per colpa di Nick che adesso passa sul traguardo, quindi a breve inizieranno anche i doppiaggi da parte Sì. sua. Sì, sì, no, comunque in generale c'è da dire che è una gara vivacissima, piena di sorpassi e controsorpassi, ed è molto bello vedere comunque una gara così attiva, perché c'è da dire che in generale vuol dire che si stanno divertendo anche i piloti, con Thomas 16 che ha passato Nico UK e Jean-Claude Van Damme. Non c'è il Van Damme, ma per me Jean-Claude Van Damme che passa super fast per la 15ª posizione. Veramente fantastico fino ad adesso questa corsa, con i piloti che stanno spingendo fortissimo qua nel circuito di Jesolo, che ho notato. Inoltre appena magari abbiamo una posizione ottimale, è anche sponsorizzato dalla Praga che, eccolo lì, potete vedere sul cartellone d'arrivo, Praga che, non so se lo sapete, è una delle vetture, per quanto riguarda i prototipi, una delle vetture più interessanti del circuito internazionale, e diciamo che se giusto vogliamo prendere un pilota che corre in Praga, per chi fa comunque un po' di sim racing come noi, non so se tu, Daniel, lo conosci, Jimmy Broadbent. No, non sono Ok, informato, però stavo magari leggendo motorsport.tv come sponsor, quindi sì, sì, c'è giusto anche per... Motorsport come TV, quindi comunque è un circuito. C'è da dire che la pista azzurra è un circuito che vede anche delle gare a livello internazionale, quindi su quell'aspetto è una pista di grandissimo rispetto. Esatto, quindi è un circuito importante, appunto. Poi se andate sul sito, oltretutto, sia degli amici del Karting Veneto, oltretutto c'è il nuovo sito, e sia sul nuovo sito degli amici del Karting Veneto, sia sul sito, scusate, della pista di Jesolo, della pista azzurra, vedrete tutta la storia, la descrizione della pista, che oltretutto, apro e chiudo parentesi, è una lunghezza tale di 1045 metri e con diverse configurazioni per le endurance. Infatti con le endurance si gira leggermente più veloce, di circa 15 secondi se non ricordo male. Sì, sì. Mamma mia, comunque la gara che in questo momento è all'11° giro su 17, quindi dietro la griglia che si evolve ancora Nico UK, Happy e Thomas stanno facendo una gara meravigliosa, anche Giallo 44 che passa Andrea 98 Ste, veramente fantastico. Adesso le lotte nel media classifica, a parte la top 10, zona top 10 un po' più tranquilla, con comunque Roby 13 che passa Panzo. Ecco il primo ritirato, che probabilmente era il pilota che abbiamo visto in precedenza, e proprio quindi Tenka, il 32esimo pilota, che purtroppo è stato portato al ritiro. E abbiamo visto anche che la griglia nella parte finale si sta comunque aggiornando velocemente. Questo vuol dire che Nick ha già passato qualche pilota in fase di doppiaggio e fino ad adesso non ha avuto grossi problemi. Vero, non ha avuto grossi problemi, siamo al 12° giro. Nella gara precedente è avvenuto un po' più... mi sembra il 14°, però non vorrei sbagliarmi. Comunque sì, nell'arco di questi giri, giro più giro meno, è avvenuto anche lì il sorpasso, quindi diciamo che le batterie sono abbastanza equilibrate tra di loro. Non ci sono batterie molto forti, ma non ci sono... i piloti si equivalgono tra le batterie stesse, insomma. Sì, assolutamente. Mamma mia, guarda questa classifica comunque come si evolve in maniera continua. Sembra comunque di guardare veramente uno spettacolo di gara. Sembra di guardare quelle gare tipo la 25 ore di Spa con le Fan Cup, in cui sono 114 vetture di norma. Bellissima. Che posizione sei? 50esimo. Come che 50esimo? poi la cosa... Ma siamo 100. La cosa più divertente di quella gara è... ha perso una posizione. Sì, Ryder che ha perso una posizione importante, perché Ryder adesso si trova fuori dal podio. C'è da ricordare, per quanto riguarda la Fan Cup, che è molto interessante come situazione, perché
i primi 50 o 60, in base comunque al numero di piloti, di partecipanti, hanno una safety car dedicata, e poi ci sta un'altra safety car che parte 10 secondi dopo con gli altri 50-60 piloti, quindi è importante stare nella prima parte per cercare di lottare per vincere la gara della 25 ore di Spa, che è veramente interessante come gara. Se non l'avete mai seguita, seguitela per il prossimo anno, perché comunque è una gara interessante con queste vetture simili al Maggiolino. Esatto, c'è anche ovviamente un po' più termine tecnico per dire, più potenti, volevo cercare qualche altro termine, ma va bene così. Beh sì, allora non sono auto potentissime a livello di potenza massima, perché comunque fanno al massimo i 200 km/h. Beh, sono comunque delle bare come forma. Beh, non è che siano proprio aerodinamiche. È un Maggiolino. Esatto. È un Maggiolino Esatto, con delle non è che ali. siano proprio aerodinamiche. No, assolutamente, non sono super aerodinamiche, sono dei maggiolini praticamente con un'ala dietro, un po' alla fine come i cosiddetti beach buggy che c'erano, perché alla fine ricordare il beach buggy anche che veniva proprio dal maggiolino, quindi per dire il maggiolino che comunque è una delle vetture sicuramente più riutilizzate e riutilizzabili degli anni. Vero, vero. Mentre arriva è arrivato un camioncino del Misanino. Misanino. Arriva direttamente dall'Emilia Romagna. Vabbè dai, sono vicini più o meno. Beh, non proprio. Sono io che sono fuori dal mondo. Non proprio, ma comunque lo prendiamo così, con Nick che è ancora in testa alla corsa. Ancora in testa la corsa e dica un po' un tempo attualmente di stallo, però mancano 2 giri, quindi sembra si sia stabilizzata più che altro la situazione, invece invece continuano ad esserci lotte anche tra le prime posizioni. Si fidi, non si è stabilizzata per niente la situazione, se non attualmente per Nick che ancora rimane in testa alla corsa. È una fase sicuramente abbastanza di studio per Inuyasha, che non solo di studio ma deve cercare anche di recuperare, ma sarà difficilissimo perché a livello di distacco attualmente abbastanza elevato, e Nick probabilmente andrà a prendersi la vittoria di questa gara bronzo 1. Dipende tutto dall'ultimo giro, bisogna stare attenti ai doppiaggi e comunque alle bandiere blu che possono dare sicuramente fastidio. Stiamo attenti alla lotta alla terza posizione appena verrà fuori in classifica, perché Martins, che è terzo, non è leggermente distaccato da Ryder, quindi forse potrebbe stare tranquillo. E adesso vediamo, appena si evolve la situazione, la quinta e sesta posizione, che invece lì abbiamo visto continui cambi di posizioni con Nico UK, che adesso dovrebbe essere questo qua il gruppetto interessato. Vediamo Nico UK quinto, sesto e settimo, Ilias e Thomas 16 sono molto vicini. Andrea 98 è appena passato giallo 44 per la nona posizione. Teniamoli d'occhio Happy e Kaiser che scambia posizione. Jean-Claude e Margaro, no, attenzione perché sarà un ultimo giro di fuoco per le posizioni dalla nona alla 14ª. Sarà un giro davvero di fuoco. Intanto qui ci appare la classifica di tutti gli altri piloti e passa Nick che conclude in prima posizione, seguito da Inuyasha. Nulla è cambiato. Sì, adesso dovrebbe esserci Martins appena arriva, vediamo se è così. No, Ryder che Ryder all'ultimo giro riesce a prendere la posizione. Avevamo detto Martins aveva un po' di vantaggio, non è riuscito a mantenerlo. È peccato. E alla fine Ryder riesce a prendere una terza posizione all'ultimo, terza posizione che ha mantenuto più lui rispetto a Martins, quindi diciamo che nel complesso potremmo dire più meritata, anche se comunque se la sarebbe meritata anche Martins per la grande gara che ha fatto. E poi Giallo 44 che fa un doppio sorpasso per prendersi l'ottava posizione e lasciare dietro Kimi e Andre 98 Ste. Intanto che arrivano gli altri piloti, gli ultimi piloti che passeranno adesso sul traguardo, ed ecco qui, è arrivata la fine di gara 1, rientrano di gara bronzo 1 e i piloti cominciano a rientrare nei box e si preparano gli altri piloti per la Silver 2.
Eh sì, gli altri piloti che adesso Vediamo. si prepareranno, mentre la classifica arriva con Nick Inuyasha e Ryder che sono i primi 3 in classifica. Vediamo se ci sono anche penalizzazioni, non ce ne sono. Per quanto riguarda la classifica adesso troviamo Nick Inuyasha, Ryder Martins, Nico Yuke, Ilyes, Thomas 16, Gianlu 44, Kimi, Andre 98, Ste, Happy, Kaiser, Jean-Claude, Margeron e Lupo. Queste le prime 15 con il tempo di 1:01.003, best lap di Nick. Un po' di piloti che sono stati sotto l'1:02 sono i primi 4, Inuyasha, Ryder e Martins che nonostante il secondo giro più veloce non è riuscito a difendersi nei confronti di Ryder, e poi gli altri piloti dalla 16ª in avanti che sono Superfast, Vana, Forla, Roby 13, Panzo, DS3, Cerro, Christian, Jarvis, René, Asia Baita, Vecchia Gloria, Diverso, Renato che in realtà sono 28esimo, 29esimo e 30esimo. Purtroppo la grafichina ha deciso di non darci una mano, ma ci può assolutamente stare. E poi ritirato purtroppo il 31esimo pilota. Vediamo se ce lo fa vedere la classifica. Dovrebbe farcelo vedere, non ce lo vediamo. Quindi purtroppo abbiamo visto nella classifica che è ritirato, quindi purtroppo nessun punto per lui. Noi a questo punto ci fermiamo per quanto riguarda la bronzo 1. Ci rivediamo poi pronti per la silver 2. E quindi eccoci pronti per la gara Silver 2 con Matti05 in prima posizione seguito da Gregs, poi Mattias 12 e Pippo in quarta posizione. Brian in quinta con sesto Tommy 00 e per la quarta fila Azos e Trivea che chiudono la top 8. A seguire Chobu e Grega che vanno in nona e decima posizione. L'11ª di Tuna seguito da Legione 516 in 12ª. La 13ª va a Scorpion con la 14ª di Jerry 95 per poi chiudere l'8ª fila di Supergiro e Raider. Santa in 17ª, 18ª per Vise chiudono per la top 20 Giova 76 e Jere Pork. 21ª posizione per Scarseo 8 con King Rollo in 22ª. 23ª Lupastro con 24ª Dade. A seguire Ulisse e Canopium in 25ª e 26ª. E vanno a chiudere la griglia. Daniele, che dire, una gara che sarà molto interessante anche perché è la prima gara in completa notturna, a differenza delle bronzo 2 e 1 che sono state la bronzo 2 in giorno pieno, mentre la bronzo 1 in tramonto. In crepuscolo, esatto. Quindi vedremo. Il tracciato sembra ben illuminato, se non forse nell'ultima curva mi era sembrato di vedere al tramonto. E quindi aspettiamo solo i piloti che partano. Esatto, ti do ragione, forse l'ultima curva è quella più problematica sotto l'aspetto della visibilità, ma vedremo comunque come i piloti se la caveranno in qualche modo, riusciranno sicuramente ad andare avanti. Quindi attendiamo la partenza della gara e prepariamoci per, penso, altri 17 giri di spettacolo. E quindi eccoci che si stanno preparando, si aspettano solo le luci che si spengano per scaldare i motori di questi kart a noleggio e si parte Daniele con una bella partenza di Matti 05 all'interno nei confronti di Gregs, riesce a mantenere la prima posizione ma là dietro già stiamo vedendo dei cambi. Tanti cambi, la pista fortunatamente è larga, questo non l'avevamo fatto notare rispetto a molte altre piste, quindi nonostante tutto consente i sorpassi da parte dei piloti. Eh sì, là davanti rimane invariata mentre là dietro ho un leggero largo dei piloti nelle retrovie, vediamo anche Free Wide, bellissimo, adesso anche qua vediamo, penso sia più la telecamera che la visibilità che non permette comunque una grande visibilità, perché comunque dalla telecamera principale la luce sembra abbastanza, comunque vediamo che il tutto sta proseguendo nel migliore dei modi per Matti05 soprattutto, che sta mantenendo la leadership della corsa, mentre il resto del gruppo procede con cambi e controsorpassi. Invece per quanto riguarda l'ultimo settore effettivamente è leggermente meno illuminato, ma nemmeno così peggio di quel che pensassi alla fine.
Sì, è vero, c'è da dire che comunque la telecamera poi non rende effettivamente la vera luminosità del tracciato, quindi Sì, sì. magari per noi è molto scuro, mentre per i piloti è abbastanza chiaro. Sì, diciamo che dalla telecamera principale si può capire un minimo quale sia la visibilità. Diciamo che vedere quel flash puntato addosso del fotografo sicuramente non gli favorisce la visibilità. Arrivano in frenata e si beccano il flash diretto del fotografo, che sicuramente non gli rende la vita facile, però diciamo che sotto l'aspetto social gli amici del cartellino stanno facendo un bel lavoro. E diciamo che comunque giustamente hanno tante immagini di tutte le gare che fanno qui nella pista di Jesolo, la pista azzurra, pista targata Praga. È una pista anche importante sotto l'aspetto delle gare, sia dei kart a noleggio del Sodi World Karting Championship che il WSS, e poi anche riguardo anche ad altre serie molto interessanti, non solo, comunque riguardante i kart a noleggio, mentre lì dietro Pippo prende la quarta posizione mentre Matti tenta già la fuga. Infatti tenta la fuga, abbiamo visto già solo il secondo giro e già ha preso un bel distacco, molto di più rispetto alla bronzo 2, alla bronzo 1. Eh sì, ha preso molto. Sembra stato per i piloti nei primi giri, insomma, per il primo pilota. Sì. Per i primi piloti delle due batterie. C'è da dire che Matti sta tentando la fuga e per ora sembra, a differenza dei piloti delle batterie precedenti, sembra essere anche in vantaggio nel riuscire a scappare. Vedremo se nel corso dei giri effettivamente andrà ad evolversi così. C'è già da dire che per quanto riguarda il giro veloce nelle qualifiche lui aveva fatto 1.01 e 8, mentre il più veloce dietro di lui 1.02.3, quindi era già 5 decimi di vantaggio, mentre tutto il resto della griglia era molto vicino. Quindi Matti 0.5 fino ad adesso sta facendo il suo lavoro. Sì, sta facendo il suo lavoro appunto e si sta portando avanti. Intanto tanti cambi di posizione tra la terza e l'ottava posizione. Sì, E assolutamente. anche nelle retrovie ci sono molti cambi, stavo vedendo. Quindi si preannuncia una gara ancora più scoppiettante per il centrogruppo, mentre una gara in solitaria per Metti. Sì, una gara in solitaria per Metti, ma nel resto del gruppo stiamo vedendo grossi cambi di posizione. Purtroppo attualmente non abbiamo visto grandi sorpassi dalle nostre telecamere, ma soprattutto nella parte iniziale ne abbiamo visti. È un attimo difficile, soprattutto nella parte iniziale, comprendere come va ad evolversi la situazione, però là davanti attualmente, per quanto riguarda le posizioni da seconda in giù, bisogna essere preparati perché tutto può cambiare. Mentre Matti va a chiudere un altro giro, guarda che distacco già comunque nei confronti degli avversari. Pazzesco comunque. Guarda, 4 giri nelle prime due gare. Nelle bronze non l'avevamo visto questo distacco. Sì. Attenzione. Ci sei anche tu che corri? Sì. Tommy 00. Però io sarei Tommy 99, perché comunque 99 dannata, metterei il 99. Quindi probabilmente è bello stagionato il ragazzo. Dai. Cioè, se non è la data di nascita è l'età. Sì, comunque diciamo che 99 è l'annata in cui sono nato. Io penso Tommy 00 magari effettivamente è un 2000, oppure gli piace il 00 come numero, ci può anche stare, anche perché penso Matti 05 o Matti S12 o un ragazzino del 2012 che ci può assolutamente stare, perché comunque con 10 anni ci puoi correre benissimo con questi kart, però non penso comunque sia così giovani. Il Legione 516 è dell'anno 516 se ci pensiamo. No, comunque guarda come Matti sta scappando e ha quasi 2 curve di distacco nei confronti di Pippo, che è andato a prendere Gregs per la seconda posizione. Sarà una bella lotta per il podio, perché abbiamo Pippo, Gregs, Tommy 00, Brian e anche Mattias 12 e Grega che sono lì dietro. Ben 6 piloti in lotta per il podio e potrebbe variare tutto da un momento all'altro. Sarà molto divertente scoprire come andrà ad evolversi qui nella pista azzurra, pista comunque importante come già detto, e si può vedere anche dei vari sponsor che comunque la vanno a comporre. Uno tra i più importanti, Motorsport TV, che comunque tutti conoscono per una delle testate giornalistiche più importanti del motorsport, una delle più famose, esatto.
c'è anche motorsport.com, insomma. Sì, sì, ce ne sono un po', diciamo motorsport.tv è una che soprattutto è abbastanza forte sul motorsport americano che molte volte è seguito poco, nonostante comunque rimanga soprattutto con le serie Endurance e anche con il GT World Challenge America, una delle serie sicuramente più interessanti. L'IMSA secondo me è uno dei campionati più divertenti alla fine. Poi le piste americane sono per me come le piste giapponesi, bellissime e fanno un lavoro veramente incredibile nell'usare tutto lo spazio che hanno a disposizione. Bene, bene, tu sei l'esperto del multicategorie e delle categorie più varie in generale. Sì, sì, sotto quell'aspetto mi trovi assolutamente preparato, mentre qua non siamo in una gara multicategoria, ma i cambi di posizione sono veramente elevatissimi in tutta Guarda la che griglia. treno che c'è di piloti. E trenino, è un trenino che non finisce mai praticamente. C'è solo un pilota in fuga che è proprio il leader della corsa, che quando manca ancora qualche giro alla metà della gara sta facendo comunque un lavoro impeccabile per rimanere davanti, mentre là dietro i piloti attualmente stanno tentando in tutti i modi di rimanere vicino, mentre Tommy 00 va a prendere attualmente il gradino più basso del podio, ma non è ancora abbastanza per prendere la seconda posizione. Sarà ancora più difficile prendere la T05 che è in fuga ormai dall'inizio della gara. Sì, esatto, sarà davvero difficile, io prevedo che finisca così almeno per la prima posizione, adesso poi vedremo anche per le altre, insomma, vedremo i distacchi con il tra il secondo e gli altri concorrenti e poi daremo qualche valutazione anche noi. Eh sì, assolutamente, assolutamente. Adesso vediamo come si va ad evolvere la situazione alla fine del prossimo giro. Qua stiamo vedendo che comunque la griglia in generale ha delle belle evoluzioni in classifica ed è molto bello da vedere, perché comunque questo vuol dire che i piloti si stanno divertendo e noi stiamo comunque divertendoci a commentare una gara che per ora, escluso il pilota in testa, sta mantenendo comunque un livello elevatissimo di competitività, e c'è da dire anche Matti 05 sta dimostrando grandissima competitività, anzi sta dimostrando una velocità incredibile per quanto riguarda la sua batteria, però attualmente è imbattibile nei confronti degli avversari, quindi diciamo che sto più concentrato nelle retrovie piuttosto che là davanti in testa alla corsa. Sì, è vero, è così, purtroppo siamo concentrati lì, anzi purtroppo, perché purtroppo? Siamo concentrati lì. Cosa dice purtroppo signor Daniele? No, non lo so, non lo so. Le parole Daniele Gianfagno ogni tanto. Sì, sì, quelle che ogni tanto escono a caso, devono uscire per forza. No, ma a parte gli scherzi ci sta assolutamente, perché comunque diciamo che comunque ci sta ogni tanto sbagliare la parola, ma noi proseguiamo senza problemi. È il bello della diretta. Possa sbagliare la parola. Sì, assolutamente capito Questo era bello. Sì, è proprio Potrebbe essere una reazione a catena. Ok, basta. riferimento a Rai puramente casuale. No. Non casuale, Chi? allora. Cosa? Comunque bellissima la gara fino ad Tanto adesso. Questo giro questo giro adesso qualche cambio ci sarà sicuro, infatti. Sì, eccolo. Era improponibile un giro senza cambi di posizione, mi è sembrato abbastanza. Con 30 piloti in griglia, anzi 29 per la precisione. 26 per questa batteria. Era veramente improbabile di non vedere cambi per un giro. Sì, esatto, era molto improbabile, alla fine sono avvenuti. Cioè, diciamo da dire che ho anche capito il perché hai detto 29, perché hai invertito il 6 con il 6 ed è diventato 9, però ci sta. No, ero rimasto alla batteria. Della batteria precedente eravamo 31, mentre quella prima scusa, era la meno. batteria successiva, la Silver 1 che ok, saranno vedevo 29 iscritti. Esatto, perfetto, sia per quella che per la Gold. Perfetto, grazie che ci hai già dato un bel insight, mentre Brian va a prendere la quarta posizione in questo momento. Siamo oltre alla metà della gara, non manca tanto. Tra poco dovrebbero iniziare anche i doppiaggi, siamo più o meno al 10° giro, abbiamo visto
batterie precedenti che intorno al 12° 14° giro ci sono stati i primi doppiaggi, insomma, Sì. vediamo ora come si svilupperà la cosa. C'è da dire che nelle retrovie rispetto alla bronzo c'è un po' più di velocità, quindi Sì, è vero, è vero. non dico Stiamo notando che, adesso. non dico che sarà impossibile arrivare ai doppiaggi, ma molto più difficile sicuramente delle bronzo. Sì, vero, adesso guardando i piloti, anzi guardando il primo e gli ultimi, comunque vanno abbastanza forte, forse è piuttosto stata una perdita di tempo dei piloti per quanto riguarda le prime fasi di gara, ma Eh sì, adesso si sembrano stabilizzati sui loro ritmi. ci può assolutamente stare nelle prime fasi di gara avere un po' di problematiche in fase di partenza, quindi diciamo che comunque i piloti nel generale stanno facendo un lavoro strepitoso e vediamo adesso come si va ad evolvere il tutto con la gara che prosegue, questo giro un po' più tranquillo, anche se adesso sicuramente abbiamo visto prima un bel trenino di piloti che stava lottando e infatti Canopium è riuscito a passare, Vise 26 con Ulisse che ha passato in crollo. Vedremo. Sembra che le posizioni nella prima parte del gruppo si siano stabilizzate per adesso. Eh sì, una fase sicuramente più di studio, c'è da dirlo senza nessun particolare problema, è una fase prettamente di studio tra gli avversari in questo momento. Matti di 5 mentre che va tranquillo, lo possiamo vedere ormai 3 curve di distacco nei confronti di Pippo. Adesso Vex va a prendere la quarta posizione nei confronti di Grega e segue Tommy 00 per tentare la testa del non la testa del podio, scusate, la parte più bassa del podio, quella medaglia di bronzo che potrebbe valere comunque una coppa anche nei suoi confronti. Pippo invece è un po' più distaccato mentre guarda il trenino nelle retrovie che prosegue, si cerca la scia in tutto comunque il gruppone. Veramente incredibile fino ad adesso quello che stanno facendo i piloti, soprattutto nella parte iniziale della griglia. E poi Matti 05, un ritmo esasperato, veramente imbattibile fino ad adesso. Una gara dominata dal primo giro praticamente. Preso il distacco e lo ha costruito sempre più grande. Guarda, è arrivato ad avere 3 curve di vantaggio. Sì, è arrivato veramente Assurdo. a un distacco incredibile, sta facendo un lavoro strepitoso fino ad adesso, mentre in questo preciso istante si va a chiudere un altro giro, siamo a 13 su 17 giri compiuti, quindi non manca tanto, mentre Azos va a prendere una posizione in più per mettersi in zona sicurezza top 10 con Trivia che adesso è al limite della zona rischiosa per finire in 11ª posizione. C'è da dire che il punteggio comunque funziona in maniera diversa e tutti ottengono punti, quindi diciamo che sotto quell'aspetto non ci sono grosse problematiche. È solo un sorpasso in questo giro, forse è il primo giro in cui vediamo così pochi sorpassi. Sì, è un bel vantaggio anche per i piloti, oltretutto di prendere punti a prescindere dalla loro posizione, almeno un punto. Esatto. Molte volte può salvare quel punticino. Quel punticino può fare sicuramente la differenza poi sul lungo andare. Attualmente comunque piloti che stanno ancora battagliando. Brian che passa Grega, uno dei due Greg della pista in questo momento, e lo va a passare in maniera abbastanza agevole, mentre adesso bisogna stare anche sicuramente attenti al resto del riguardo ancora che del gruppone di piloti. Che bella lotta che stiamo vedendo nelle retrovie ed è fantastico vedere così tanti piloti lottare per cercare di prendere le posizioni davanti a sé. Si stanno divertendo sicuramente tantissimo. Sì, anche se è una situazione un po' di... Eccola! E invece, stavo dicendo di stallo, eppure. No, un sorpasso forse c'è stato, ma sì, non... sì. Non c'è mai stallo alla fine, signor Daniele Gianfagno. Lo staglio viene subito risolto immediatamente quando c'è una fattoria. Esatto. Non lo so perché me l'aspettavo sta battuta, ero già pronto al mio destino. Vabbè, ormai sono scontato. Sì. 50% 2 per 1. Stavo dicendo ti trovo all'Aldi, talmente sei scontato, infatti è proprio così. Oggi sono allegro. Mamma mia, non l'avrei detto, sai, non l'avrei proprio detto, signor Daniele Gianfagni.
Ricordiamolo comunque, signor Daniel Gianfagni, perché c'è stata giusto una piccola battuta da fare ai ragazzi di Amici del Cartri Veneto, che sono riusciti a mettere il nome di Daniele, ma facendo diventare Gianluca. Quindi Gianluca Gianfagna sul sito degli Amici del Cartri Veneto attualmente è Gianluca, però verrà detto Gianluca Daniele ha detto Gianluca per gli amici. Mentre del non stavo Cartri dicendo, Veneto. mi stava venendo il panico perché Matti 05 e Pippo risultava il cambiamento di classifica, ma Matti 05 è primo, quindi rimane là tranquillo. E infatti va a concludere un altro giro, inizia in questo momento l'ultimo giro per Matti 05, che quindi sta adesso andando a prendere i primi doppiaggi. Se stai guardando in questo momento, Matti 05 che va a chiudere il secondo tornante, è colui che sta andando a prendere i primi doppiati. Vedremo se riuscirà a passarli o se deciderà di rimanere dietro, può anche rimanere tranquillamente dietro. Non ha fretta in questo momento, se lo si può dire. Sì, non ha fretta, assolutamente. Comunque manca solo un giro e poi si concluderà la gara e si passerà a Silver 1. Sì, un solo giro alla fine, poi si passa alla Silver 1, che sicuramente può far divertire tutti. Vediamo se comunque i piloti riusciranno a far vedere una gara comunque bella, tanto questa qua. Io sinceramente mi sono divertito molto con questa garetta. Sì, è vero, i piloti non hanno mai avuto dei tempi morti, delle noie, dei momenti di noia. Assolutamente, i piloti si sono divertiti dall'inizio alla fine, questo ha reso sicuramente il tutto molto più interessante. E adesso va a chiudersi la gara con Matti 05 in prima posizione, Pippo secondo, una conclusione al finale con Tommy 00 che alla fine prende la terza posizione. Veramente un finale strepitoso per l'ultimo gradino del podio, che è valso praticamente un finale pazzesco, tanto quanto Vettel e Alonso al Suzuka, per intenderci. Comunque, piccolo fun fact, che adesso sto vedendo la lista dei tempi. Bravo, vado. Metti 05 e Pippo hanno girato in 1:01 e 229 entrambi. Assurdo. Direi non male, assolutamente. Non Mario. Questa era molto brutta, a differenza di quelli prima. Comunque è assolutamente non male da parte dei piloti, perché vuol dire che comunque hanno spinto bello forte e si stavano sicuramente anche divertendo molto. Esatto. E adesso stanno arrivando sul traguardo gli ultimi piloti. Arrivano sul traguardo gli ultimi piloti, concludono adesso il giro, lasciano i kart in posizione per poi lasciarli ai piloti della batteria Silver 1. Noi adesso andiamo a vedere la classifica della Silver 2 con Matti 05 che vince davanti a Pippo, con poi terzo Tommy 00. Questi primi tre, il giro veloce è di Matti 05 1:01 229, che quindi prende il giro veloce. I primi tre li abbiamo già detti, quindi proseguiamo dalla quarta in avanti con Gregs, Brian, Grega, Mattias 12, Scorpion, Trivea, Azos, Legione 516, Raider, Jerry 95, Tuna e Super Giro. Questi sono i piloti che hanno concluso nella top 15 e, come hai detto, comunque per quanto riguarda i tempi, tutti molto molto veloci. La classifica che avevo letto riportava che Pippo avesse fatto lo stesso identico tempo, ma a quanto pare allora c'è stato un errore forse sul sito. Sì, può anche essere, con Scarse 08, Jere Pork, Chobu, Giova 76, Vise 26, Ulisse, Canopy, King Rollo, Santa e Dade, e poi a concludere Lupastro la classifica di questa Silver 2. Daniele, che dire, una Silver 2 sicuramente movimentata. A questo punto noi ci prepariamo mentalmente per vedere comunque un'altra bellissima gara per quanto riguarda la Silver 1. A tra poco. Quindi eccoci pronti per quanto riguarda la Silver 1 con Zaki in prima posizione seguito da Turbos e poi TD78 e Astrofab per la terza e quarta, quinta e sesta per Mac One e Rossi 96 con Toffa e Falco 89 a chiudere in settima e ottava posizione. Quinta fila Veteran David 05 Vego, a seguire Bulldog e Gonea per l'11ª e 12ª piazza.
13ª e 14ª per Sergio Seat 5 e Steve, con la 15ª e 16ª di Zoya ed Emil Thomas. La 17ª è di Mambro 91 con la 18ª di Zonta, la 19ª e la 20ª di Milo e Gasoline. 11ª fila per Scatto e Foz 89, che vengono poi seguiti da Andre 08 e Teo Boa per la 23ª e 24ª posizione. Luca e Miro per la 25ª e 26ª piazza, con Ake e Gilbert per la 27ª e 28ª posizione. E l'ultimo pilota a chiudere la classifica, come anticipato da Daniele Gianfagna, è Zan in 29ª posizione. Quindi ci prepariamo per la partenza, vediamo che si parte tra pochissimo. Stanno fruggendo tutto quello che passava, ragazzi. Il profumino che arriva qua dai nostrani. Rieccoci quindi pronti per la gara, Daniele. La partenza la lascio a te questa volta. Che cosa? No, aiuto! No, scherzo. Siamo anche on board con Toffa, quindi vediamo, aspettiamo i semafori. Vediamo. Si parte con la bandiera. Attimo di attesa. Ok, eccole. È arrivata la bandiera. Brutta partenza da parte di Turbos, che si trova adesso in terza posizione, forse sorpassato da Astrofab. Credo di aver visto bene. Dati lì ad Astrofab, così certamente. Ancora cambi di posizione tra la terza, anche una sportellata tra la terza e la sesta posizione. Ovviamente è il primo giro, i piloti devono andarci un po' più con calma, ma con questi kart ci si possono permettere qualche sportellata in più. Ci si può permettere qualche sportellata in più. Intanto Zac, che subito ne approfitta. Guarda qua che incrocio. Approfitta della partenza fulminea. Incidente. Due piloti coinvolti, purtroppo vedremo chi saranno, perché sono gli ultimi in classifica attualmente, mentre Toffa, mamma mia. Daniele, che inizio interessante qua. Safety car. No, niente safety car. Niente safety car, anche perché sono rimasti coinvolti solo due piloti, quindi anche col regolamento IRT sarebbero solo comunque sotto bandiera gialla. Beh, IRT prevede che se l'incidente è molto grave, la macchina rimane ferma in pista ed è impossibilitata a muoversi, o comunque ha difficoltà nel rientro, potrebbe uscire comunque la safety car. Ma intanto Zac, che riesce già quasi a prendere una curva di vantaggio in un solo giro, che è una cosa impressionante. Intanto dalla quinta alla esima posizione, perché sono tantissime, quindi fino all'ultima posizione ci sono cambi a tutto spiano. Sì, assolutamente. C'è da dire comunque che Turbos la partenza pessima l'ha fatta, ha perso ben 5 posizioni in un giro. Sicuramente una partenza completamente da dimenticare. Sì, una partenza da dimenticare. Speriamo riesca invece a recuperare qualche posizione. Intanto un piccolo traverso da parte del pilota davanti Toffa, che in questo momento che è Veggo, e Toffa che lo ha purtroppo speronato un pochino a causa della differenza di velocità, ma adesso ha ripreso il distacco, insomma, Veggo su Toffa. Mentre Mac One va a prendere la lui? posizione. No, forse era Veteran David. Allora. Sì, può essere che sia Veteran David, per il semplice motivo che sembra un po' più avanti Veggo, e Veggo aveva una maglia comunque personalizzata con il suo nome. Qui Toffa perde posizione nei confronti di Gunea, adesso è affiancato a Bulldog, fianco a fianco. Bulldog all'interno, prova l'incrocio di traiettoria, ma difende fantasticamente Bulldog nei suoi confronti, quindi è davanti adesso il pilota che prima si trovava 12ª, adesso è in 11ª posizione, con invece Toffa in molta difficoltà. Un pilota coinvolto, potrebbe essere proprio Veteran David, ma non ne sono certo. Vediamo adesso che passeremo sul traguardo, insomma il pilota che avrà perso tante posizioni purtroppo lì è andato sull'erba e ha cominciato a girare come una trottola ed era impossibile da governare quel kart. Sì, è anche finito sul Cordova Alto, quindi non era semplice. Sì, per i problemi comunque di Zac, dicevi giustamente che si è allontanato. Una curva di vantaggio, come ha fatto per la gara precedente Metti. Sì. Ha preso il distacco, ha approfittato della buona partenza di se stesso. Sì. Mettiamola così.
della sua buona partenza ha approfittato ed è riuscito a A mettersi in andare fuga. molto bene. Sì, andare in fuga. Sì, è riuscito ad Ed andare ora- in fuga e per ora una comunque gara sotto l'aspetto delle posizioni è uguale alla Silver 2, perché comunque nel resto delle posizioni cambiano alla velocità della luce, c'è da dirlo. Sì, è vero, oltretutto poi noi non abbiamo riferimento di quante posizioni vengono perse in un giro, quindi quando voi vedete che Toff ha perso, vedete la freccetta in basso, ha perso sicuramente scusate, almeno una posizione, e quindi è un po' difficile riuscire a capire chi ha sorpassato cosa e chi ha sorpassato chi, soprattutto. Sì, Ecco, tipo sì. Rossi e ovviamente TD78, è chiaro il sorpasso che è avvenuto tra loro. Assolutamente sì. C'è mentre- forse il sorpasso vai. tra Turbos, Falco, forse TD? Sì, forse sì, vediamo se effettivamente verrà confermato poi dalla grafica, ma attenzione ancora qua, dei contatti, incrocio di traiettoria, bellissimo. Se era Falco, se era sesto, ha fatto un sorpasso da paura su entrambi, su Turbos Sì. e su TD. Aiutato Fantastico. sicuramente dal contatto di entrambi, però un sorpasso che ha tirato fuori dal cappello in una maniera incredibile, mentre Toff adesso sta provando a recuperare su Emil Thomas e Bulldog che l'hanno passato precedentemente. Vediamo se riesce a recuperare attualmente in difficoltà e vediamo là davanti dove è stato il cambio di posizione, perché effettivamente è stata una manovra meravigliosa quella che abbiamo visto. Sì, vero. E no, non C'era- è Falco c'è stato il cambio? 89, è stato probabilmente Veteran David con Astofa, presumo a questo punto. Oppure A meno può- che non c'è stato un doppio cambio di posizione e quindi le posizioni Anche. sono rimaste invariate. Anche assolutamente. Quindi Ah, sì. attendiamo di vedere qualche altro sorpasso che stanno avvenendo nelle retrovie, ma purtroppo adesso siamo on board Mamma con mia, Toffa. Toffa è in chiara netta difficoltà, perché adesso viene passato da Gonea in una facilità incredibile. Sembra che il suo kart non vada comunque in confronto agli altri, almeno ad occhio sembra così, perché passare così facilmente in un tornante Effettivamente gli dà un po' di strada, un pochino di differenza di velocità sembra che ci sia. sì. O che sia Toffa che sta trattenendo, ma mi sembra assolutamente strano. Mi sembra veramente assolutamente strano. Stavo osservando un po' la guida, vedere se potessi andare più forte, ma sembra che sia già quasi al limite. O meglio, non al limite, ma comunque stia andando abbastanza forte. Per fare un neologismo nel motorsport, in questo caso delle due ruote, sembra Quartararo sulla Yamaha contro le Ducati quest'anno. Che per chi segue la MotoGP ha perfettamente idea di cosa significa, perché Quartararo non è che sta perdendo il mondiale perché soffre la pressione, anche se molte testate giornalistiche vogliono far credere così, ma è semplicemente perché la Yamaha ormai non ne ha più e lui ogni volta deve fare comunque un miracolo dietro l'altro per cercare di finire il più in alto possibile. È vero, vero. Tanto c'è qualcuno che gira con un due ruote, forse è Quartararo a questo punto. Non so se l'hai visto, però. Sì, l'ho visto per un momento. E allora era Quartararo, sicuramente. Era lui che passava dietro l'angolo. Comunque Zach adesso che quando siamo un po' prima della metà di gara ha dato tre curve. In linea, attenzione, forse il sorpasso di Rossi su Mac. È ancora davanti Mac, risorpasso. se non vado errato, vedremo se Occhio perché arriva anche TD. vediamo TD se 79. se poi alla fine del giro effettivamente avverrà il sorpasso. Occhio lì TD che è andato a prendere teoricamente Rossi. È arrivato anche Turbos e Falco. Mamma mia, cosa stiamo vedendo qua? Cosa stiamo vedendo? Con i sorpassi. Che lotta contro tra sorpassi. questi 5 piloti. Allora, Gli altri hanno formato un bel trenino comunque, gli Sì. altri piloti della griglia. Sì, c'è da È dire un che cambio. è escluso sempre la prima posizione. Per il resto della griglia, guarda che bei trenini che stiamo vedendo. Sì, purtroppo, cioè, a svantaggio del secondo gruppo che adesso abbiamo individuato tra il secondo e la sesta posizione, insomma, c'è appunto la difficoltà che loro sono in lotta, quindi Zach può approfittare tranquillamente di questi sorpassi
e per prendere distacco, il che è difficile perché dovresti metterti d'accordo con l'altro pilota e cercare di andare a prendere insieme insomma, il pilota in prima posizione. Poi alla fine Rossi 96 che è riuscito a passare Mac, mentre TD nonostante sembrava aver preso il sorpasso, purtroppo alla fine non è riuscito a chiuderlo e quindi alla fine si ritrova dietro, mentre adesso Toffa vuole provare nei confronti di Emil Thomas e Bulldog per cercare di recuperare la posizione persa, e adesso è anche molto vicino ad Astrofab e a Veteran David 05, mentre lì davanti proprio Bulldog e Astrofab stanno in una bella lotta tra di loro. Vedremo se effettivamente ci sarà il sorpasso, lo vediamo anche da questo onboard di Toffa. Grazie Toffa per l'onboard che ci sta fornendo in questo momento. Speriamo riesca a passare. Comunque sembra che riesca a mantenere il ritmo del pilota davanti. Assolutamente, in questo momento sembra avere il ritmo, sono per un momento affiancati, poi alla fine purtroppo deve rinunciare per un momento Bulldog nei confronti di Astrofab, mentre là davanti cambio di posizione, incrocio di traiettoria, forse proprio Bulldog che è riuscito a passare la posizione, no, dovrebbe essere ancora indietro, mentre per quanto riguarda le posizioni là davanti, stavo dicendo, TD 78 e Turbos hanno passato Mac 1 e Rossi, quindi Turbos che aveva perso tantissimo in partenza adesso sta mettendo la sua aggressività nel recuperare più posizioni possibili, mentre sì, per quanto riguarda comunque Bulldog non è riuscito a passare, adesso incontro al suo compagno di squadra, buttato leggermente fuori sull'erba qua, accompagnato e ti dico, gli ha restituito il favore, mettiamola così. Ti dico, diciamo che non mi è piaciuto molto da vedere, anche perché poteva sicuramente tenerlo largo sulla pista, ma portarlo un po' fuori sull'erba non mi è piaciuto molto da vedere. Però questa è una mia opinione personale, vediamo in posizione gara poi cosa farà nei confronti di Emil Thomas, mentre Rossi 96 passa Mac 1 per la quarta posizione. Tanto che rewind sì, no, è veramente incredibile. che era passata sul traguardo. Veramente incredibile. Non mi sono reso conto dei piloti. Comunque c'è uno Zack che conduce la gara e uno Zan che conclude la gara. Non ancora, perché ci sta Mambra 91 dietro, però potrebbe sicuramente migliorare la situazione concludendola davvero lui. Vedremo se effettivamente sarà così entro la fine della gara. Mentre prosegue ancora lotta tra i vari piloti, con una gara veramente strepitosa, con Zack ancora in testa alla corsa. Veramente un ritmo forsennato da parte di Zack, che lì davanti sta dimostrando un ritmo meraviglioso, veramente meraviglioso, Daniele. Esatto Tommy, come dicevi Zack sta scappando via e il secondo, dalla seconda posizione in poi, anzi le lotte tra la seconda posizione in poi hanno solo favorito il distacco più concreto di Zack rispetto agli altri. Sì, mentre comunque per quanto riguarda le lotte nelle retrovie continuano e non hanno intenzione di fermarsi in questo comunque Silver 1, che per ora sta facendo divertire, si sta andando verso la conclusione di questa gara, anch'essa da 17 giri, e vediamo come si potrà evolvere ancora. Tutto può succedere in questo finale di gara, con adesso ancora l'onboard di Toffa che può far vedere sicuramente un sorpasso nei confronti dell'avversario davanti a lui. Vediamo se ancora Bulldog, sì, no scusate, ancora Emil Thomas con Zoya che è passato Astrofab per la nona posizione, e qui adesso Toffa che è molto vicino agli avversari, che quindi potrebbe esserci magari un doppio o triplo sorpasso in base alla situazione. Occhio anche là davanti a Bulldog che può provare su Astrofab, adesso sotto pressione. Esatto, può provare, vediamo, mancano comunque solo 5 giri, quindi il tempo non è che sia proprio tanto adesso a disposizione. Il tempo non è assolutamente tanto a disposizione in questa parte finale di gara, da dire che i piloti
stanno spingendo al massimo per dare il meglio di sé e provare a prendere qualche posizione in più. Mentre qua attenzione Toffa che tenta il sorpasso nei confronti dell'avversario, purtroppo non riesce a portare a termine il sorpasso. E quindi Toffa che alla fine rimane dietro con Bulldog che ha passato Astrofab e Toffa che rimane in 13ª piazza. Ecco, attendiamo la fine di questo giro per vedere gli ulteriori cambi di posizione, che comunque sono sempre piuttosto nelle retrovie. Negli ultimi giri sono stati prevalentemente lì. Vediamo Zan intanto che ha comunque preso una posizione che non mi ero accorto prima. Eh sì, ha preso la posizione nei confronti di Miro con Mambro 91 che è l'ultimo. E Zac che sta per doppiare. Zac sì, sta andando chiaramente al doppiaggio, mancano 3 giri alla fine. Un doppiaggio penso lo andrà a concludere entro la fine della corsa. Adesso addirittura 4 curve di vantaggio, vediamo forse anche 5, vediamolo adesso, sì assolutamente 5 curve di vantaggio nei confronti di Falco 89 che ha preso la seconda posizione davanti a Turbos, con poi Rossi 96 MQ1 e TV 78 che ne ha perse un po', va in 6ª posizione. Eh sì, purtroppo va in sesta, perde 2 posizioni, due posizioni, sì? Giusto? Sì, ok. Mi ero un attimo confuso. E Falco che ha avuto un bel guadagno in termini di posizione. Eh sì, un bel guadagno sicuramente, con Gasoline e Gilbert che si scambiano, con H che rimane in mezzo. Zac va a chiudere un altro giro quando mancano 2 giri alla fine della corsa, perché adesso il 15° è già stato concluso, quindi deve essere solo concluso il 16° giro e poi il 17°. Manca poco, manca davvero poco, mancano 2 giri come detto. Eccolo ancora l'onboard di Toffa che sta per doppiare. Zac che sta per doppiare, l'onboard di Toffa che riesce ancora a farci vedere una lotta interessante, con alla fine Astrofab che diventa l'avversario di Toffa perché Emil Thomas è riuscito a passarlo. Quindi una lotta per Toffa che è sempre rimasto verso la 13ª posizione, dopo che le ha perse comunque tutte le posizioni che abbiamo visto precedentemente. Una fase di difficoltà comunque per Toffa che non smette comunque di provarci, di andare a provare il sorpasso nei confronti degli avversari. Vero, non smette di non tenta. Oh, scusami. Non smette, l'ho appena tentato, quindi non smette di crederci. Provarci, esatto, di crederci soprattutto. Mi ero un attimo impappinato. Era andato io nel pallone. Esatto, ci può assolutamente stare. Comunque adesso anche dall'onboard di Toffa possiamo capire effettivamente che nella parte finale un po' di visibilità in meno ci sta. Non è estrema, ma un po' di visibilità in meno ci sta. Mentre Mac One prende la 4ª posizione al giro finale. Qui adesso Toffa tenta di affiancarsi in prima curva, il sorpasso nei confronti di Astrofab, ma attenzione al tornante, deve difendere l'interno della curva, ce la fa. Vediamo se all'esterno arriva proprio l'avversario Astrofab. No, non arriva, mentre in questo momento stanno per concludere gli ultimi piloti e poi andrà a chiudere Zac per la vittoria. Zac in prima posizione, una vittoria strepitosa, con ecco uno dei doppiati che conclude in questi precisi istanti. Mentre per la seconda posizione dobbiamo attendere ancora un attimo, perché Zac ha fatto un distacco veramente meraviglioso. Mezzo giro di distacco, quindi passa anche un pedone in pista mentre devono arrivare i piloti. Magari stanno giocando a scacchi. Anche esatto. Turbos fa l'attacco finale. Turbos che partiva secondo è arrivato secondo alla fine di una gara che è stata veramente un saliscendi incredibile, proprio mentre Veteran David festeggia come se avesse vinto la gara per un'8ª posizione, che l'ha visto comunque protagonista là davanti per una lotta strepitosa. E anche ha fatto un bel recupero. Sì, anche nel resto della classifica comunque ancora cambi di posizioni fino alla fine, veramente strepitoso. Bello. Vediamo gli ultimi piloti che stanno concludendo in questo preciso istante.
con Zan alla fine che chiude 27esimo, quindi non chiude Zan alla fine la classifica, però comunque Zach va a vincere questa gara bellissima, assolutamente bellissima. Quindi si conclude così, i piloti adesso si riposizionano i kart in griglia e si conclude così e siamo quasi pronti per la Gold. Esatto, quasi pronti per la Gold, attendiamo solo comunque le posizioni, la classifica finale dopo la gara della Silver 1 con Zach primo, secondo Turbos, terzo Falco 89, quarto Mac 1, quinto TD 78, sesto Rossi 96, settimo Veg, ottavo Veteran David, nono Zoya, decimo Bulldog e fuori dalla top 10 Hamilton, Stoffa, Astrofab, Zonta e Sergio Seat 5. Best lap in 1.00.860 di Zach, un giro veramente strepitoso, prende sia il punto della pole che i punti del giro veloce e quindi punti preziosissimi per la sua classifica, con poi le posizioni a seguire dalla 16esima fino alla 29esima: Gonea, Scatto, Andrea 08, Luca, Teo Boad, Steve, Gasolin, Forza 89, Milo, Ake, Gilbert, Zan, Miro e Mambro 91 che chiude la classifica. Quindi Daniele, noi direi di fermarci un attimo qua per quanto riguarda la Silver 1 e poi ci vediamo carichi per la Gold, la gara finale di quest'oggi. Esatto, quindi a tra poco. Donazza? Ed eccoci quindi per quanto riguarda la gara Gold. Vediamo Albi in prima posizione seguito da Pietro, con poi Gigio 93 in terza e alle 17 in quarta, quinta Erika con sesto Rotto, in settima posizione Ninja e Rice in ottava posizione, nona e decima per chiudere la top 10 Meoni da 93 e Giro 94 HC, la undicesima di Espuda con dodicesima Piccolomone, tredicesima per Dennis Criminale, quattordicesima per Julie, con quindicesima posizione di Pips 93, sedicesima per Fonti, la diciassettesima è di Roby LOL con diciottesimo Iaco, la diciannovesima è di Elia con ventesimo Cente, ventunesima di Jack con ventiduesimo Piolo, ventitreesimo Agio e ventiquattresimo Matti Pry. 25esimo Pablo 95 con Panawan 26esimo. Minimac e Cenez chiudono la 27esima e 28esima posizione, con poi Rocky Donuts che invece chiude la classifica in 29esima piazza. Da parte del personale di pista ancora una sistemata ai pedali. Quindi Daniele, siamo pronti per l'inizio della corsa. Vediamo come si partirà con l'onboard di Roby LOL. Esatto, siamo alla partenza, Matti Pry, siamo con un board. Vediamo se come avviene la partenza, perché abbiamo visto la partenza adesso che in seconda posizione resta Pietro, no Sì, scusate, sì. resta Gigio, perché era Forse interno. Gigio, sì, forse Gigio è andato a prendere la seconda posizione con Albi sotto pressione. Là davanti comunque Albi rimane in prima. Esatto, e vediamo se si presenterà un largo più che altro. Sì, sì. Vediamo se si ripresenterà l'occasione per Albi come si è presentata per tutte le altre batterie, per i primi piloti, di scappare e prendere il largo. Insomma. Sì, diciamo che a livello di giro di qualifica abbiamo visto tutti i piloti comunque molto serrati, quindi non so se Albi riuscirà a scappare, lo vedremo con Pietro Gigio 93 che questo primo giro gli sono rimasti comunque molto vicini, quindi sotto quell'aspetto aspettiamoci sicuramente delle evoluzioni di classifica, mentre adesso siamo con l'onboard per vedere un attimo come si svolge la gara là dietro. Attenzione, contatti contro sorpassi con Matti Pry
Adesso che prova uno dei sorpassi, prende la scia, potrebbe provare un free wide, un contatto tra i due piloti là dietro che le hanno a dire, finisce largo addirittura Matti Pre per un momento, sotto grossa pressione da parte degli altri piloti, perde tanti posizionamenti, mentre là davanti, come abbiamo detto, Gigio93 ha passato Pietro, Erika ha passato Ale 17, quindi una partenza molto movimentata. Molto movimentata e lo è ancora tuttora perché siamo on board con Matti Pre. Matti Prai, esatto, e abbiamo visto che è stato purtroppo sorpassato in questo momento, ma comunque è in lotta, deve cercare di approfittare degli errori degli altri e qui forse ne ha approfittato benissimo. Sì, è riuscito a passare un pilota, purtroppo è stato spinto leggermente fuori all'inizio del secondo giro, quindi non una situazione facile per Matti Prai, che adesso proverà pian pianino a recuperare mentre si va a chiudere il secondo giro, inizia il terzo. E Gigio93 è andato a prendere Albi e a passarlo, quindi Albi che non ha l'opportunità di fuga che hanno avuto i suoi comunque avversari nelle batterie precedenti. Esatto, però adesso la Gigio la possibilità di scappare, perché se Pietro infastidisce Albi, Gigio ha questa possibilità. Beh, non mi sembra comunque l'intenzione diretta di Pietro quella di infastidire Albi per far scappare Gigio, infatti comunque rimangono molto ravvicinati i piloti in questo momento. I primi 6 e 7 sono scappati, poi per il resto della griglia sono tutti molto attaccati. Da giù lì in giù comunque c'è una bella lotta. Matti Pre adesso lo vediamo in questo momento. Matti Pre che attualmente è ultimo addirittura, quindi un giro distruttivo per quanto riguarda la sua gara. Adesso ultimo in classifica, sta provando a recuperare su Rocky Donuts in questo momento, molto in difficoltà il pilota che stiamo guardando in questo momento. Sì, davvero molto in difficoltà purtroppo e non riesce a recuperare. Vedremo. Una brutta partenza. È una brutta partenza anche dovuta a qualche incidente, adesso lo vediamo. Comunque Matti Pre che sicuramente ha passato qualcuno, almeno nel teorico, perché era in lotta. E boh, adesso comunque prosegue la fantastica battaglia qua nel gruppo con Matti Pre che risulta ancora ultimo, però da quello che stiamo vedendo era in lotta con qualcuno, quindi strano assolutamente. Però prosegue la lotta con adesso on board di Roby Loll, che invece si trova un pochino più avanti, 22esima posizione in questo momento, e sta cercando di recuperare qualche posizione. Si tiene anche d'occhio dietro di lui, perché può esserci sicuramente la possibilità per Jaco dietro di lui di tentare il sorpasso, mentre Roby Loll deve pensare comunque davanti a Cente e a Piolo. Chiude un altro giro Pietro adesso. Pietro che va a prendere la posizione, Albi invece ne perde una, quindi Pietro che era terzo adesso si trova primo dopo un doppio sorpasso nei confronti di Gigio93 ed Albi. Esatto, molto, molto buona la gara di Pietro, perché comunque partiva terzo se non ricordo male e quarto. Sì. Cioè non partiva secondo, poi comunque partiva nelle prime 3-4 posizioni e Pietro, adesso si trova primo. Pietro partiva terzo se non vado errato, o secondo, perché Gigio93 sì, comunque ha fatto un buon recupero. Albi era primo e Gigio... Sì, ti confermo che partiva secondo, perché Gigio93 l'ha passato al primo giro ed è andato subito quell'attacco di Albi, mentre Pietro ha perso immediatamente la posizione, ma poi adesso ha recuperato, mentre Roby Loll tenta il sorpasso su Cente, sono fianco a fianco. Qua ancora alla fine Roby Loll chiude il sorpasso magnificamente per la 21esima posizione, veramente una manovra perfetta da parte del pilota, che adesso sale quindi una posizione in classifica, con poi Rotto che passa Giulia e Ale 17 per la quinta posizione. Quinta posizione che è d'obbligo, anzi può migliorare ancora, può migliorare sicuramente. Sì, può sicuramente migliorare, mentre comunque vediamo in tutta la griglia come si evolve la situazione, con Matti Pre che rimane ancora ultimo in questo momento. Stiamo guardando il suo onboard, adesso proverà sicuramente l'attacco su Pablo 95, Panawan e Minimac, vedremo se ci riuscirà effettivamente o se non ne avrà l'opportunità. Prova in qualche modo a seguire gli avversari davanti a lui. Deve seguire, però purtroppo deve purtroppo recuperare, cioè sperare negli errori degli altri, a meno che non abbia un passo molto
più incisivo rispetto agli altri piloti, insomma. Esatto, mentre là davanti Pietro e Gigio provano a scappare con Erika che adesso ha passato Albi in netta difficoltà in questo momento, partiva primo, ricordiamolo, Albi che adesso si ritrova addirittura in quarta posizione anche sotto pressione da parte di Rotto, mentre i primi due tentano la fuga per aiutarsi a vicenda. Può essere comunque una bella strategia quella di Pietro e Gigio 93 che attualmente si trovano a livello di distacco, penso più o meno un secondino di distacco in confronto agli avversari, non ancora una curva o due di distacco, però comunque stanno recuperando pian pianino un vantaggio che potrà essere fondamentale poi sul lungo della gara alla fine. Non un buon passo gara per Albi per ora. Sì. Chissà, sarei curioso di sapere il motivo, quindi se sta guardando questo commento, lo scrivesse nei commenti, insomma. Sì, ma secondo me sta avendo non tanto Sì. problemi col kart, ma come dico sempre, comunque ci sono piloti che in qualifica vanno più forti, in gara hanno più problematiche. Penso che Albi sia uno tra questi in questo momento, perché comunque si trovava primo, poi non ha avuto la velocità per stare là davanti e subito sono riusciti a recuperare Pietro e Gigio 93, mentre Matti Pry ancora in ultima posizione. In questo momento siamo di nuovo sul suo onboard, sta perdendo purtroppo terreno, anzi scusate, Matti Pry che è salito fino alla 24esima, scusate, Così, di colpo. dalla 29esimo a 24esimo nel giro di un giro, incredibile, veramente pazzesco quello che ha fatto Matti Pry, che quindi sale là davanti. Adesso deve recuperare Rise, ma è sotto pressione da parte di Rocky Donuts e Panawan che immediatamente vanno a ripassarlo. Non erano contenti di essere stati passati nel corso di un giro e quindi la lotta prosegue per Matti Pry là dietro, mentre davanti Pietro e Gigio ancora tentano la fuga pian pianino. Bisogna scappare. E io spero per Pietro che Gigio non infastidi troppo, ma quanto sembra non vuole fastidirlo. No, secondo me è tattico in questo momento. Penso che nel caso comunque in cui Pietro si accorga che sta andando troppo lento, magari di lasciare passare Gigio la vedo dura, perché comunque è sempre meglio mantenere la prima posizione in queste gare comunque con i noleggioni che non hanno grossa potenza, però potrebbe essere sicuramente un'opportunità. Non fanno parte dello stesso team, ma attualmente non si stanno dando grosso fastidio, per cercare comunque di rimanere là davanti in tranquillità. Devono solo scappare adesso. Mancano comunque 9 giri, quindi hanno tutto il tempo anche di gestire. Assolutamente, c'è molto tempo per gestire, vedremo come riusciranno ad approfittarne. Per ora comunque una gara sicuramente movimentata, ma molto molto carina, con poi Dennis Criminal che riesce a passare in ottava posizione, Fonti che passa a Cenez 16. Qua adesso siamo sul board di Robilol, Daniele? Sì, mi sembra di sì. Okay, non ricordo okay. il numero perché prima non si è visto. Forse siamo su. No, dovremmo essere su quello di Matti Pry, perché ho visto adesso quando ho tagliato il traguardo è apparso il nome di Matti Pry, che ha perso la posizione su Donuts e Panawan come abbiamo visto precedentemente. Sì, è proprio Matti Pry in questo preciso istante che sta provando a recuperare nei confronti degli avversari su cui prima ha perso la posizione. Vediamo se riesce a recuperare qualcosina, mentre siamo praticamente a metà gara dei 17 giri a disposizione qui a pista azzurra, quindi molto molto bello per ora questa battaglia ancora con Matti Pry che prova a recuperare, mentre la situazione invariata per quanto riguarda la top 7, ma penso anche la top 10, infatti è così con da Pietro a Ninja, che la situazione è movimentata ma tranquilla, soprattutto movimentata per quanto riguarda la testa della corsa, con Pietro e Gigio 93 che si stanno studiando. Gigio che studia ancora molto bene l'avversario, Rise che passa Piolo, poi Cenez che ha passato Jack e Fonti in un colpo solo. Quindi sicuramente una fase molto particolare in questo momento, una fase che non abbiamo visto nelle gare precedenti, con i primi due che si stanno studiando, soprattutto Gigio che sta studiando Pietro.
Esatto, sì, era comunque confermato Matti Prai l'onboard precedente e questo è quello di Roby Loll. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Comunque adesso l'onboard di Roby Loll che invece sta tentando una bella rimonta e per ora ci sta riuscendo, perché comunque partiva indietro, adesso lo troviamo 20esimo a cercare di recuperare gli avversari davanti a lui, vedremo Che se sono un po' cosa... lontani. Sì, non sono vicini, può sicuramente recuperare e bisognerà vedere comunque cosa riesce a fare, mentre Agio e Fonti che stanno facendo lotta potrebbero dare una mano a Roby Loll che è sotto però pressione da parte di Cente lì dietro. Eh sì, intanto i primi... Comunque la differenza adesso non c'è stata molto tra i primi, in questo caso i primi due e il terzo, come nelle scorse batterie, quindi dubito che ci saranno doppiaggi in questo giro. Eh sì, assolutamente sì, mentre... Gara attualmente in stallo per le prime posizioni per la prima parte di classifica. Sì, più che altro secondo me stanno facendo bene in questo momento Gigio ad aspettare, perché Erika adesso è terza, Albi rimane quarto che è sotto pressione da parte di Rotto alle 17 e Giuli che sono tutti lì, quindi la lotta dalla quarta alla settima è abbastanza interessante. Erika che sta provando a recuperare e nello stesso tempo distanziarsi nei confronti del gruppo dietro. Gigio che in questo momento non sta tentando il sorpasso perché sa che lì dietro, per quanto distante sia, ci sta Erika, comunque che potrebbe dar fastidio nel caso comunque il sorpasso non riesca a concretizzarsi dopo 2-3 manovre. Di conseguenza in questo momento Gigio sta aspettando il momento perfetto per passare, quando proprio non ha rischi per prendersi la posizione. Esatto, non ha rischi e deve... può tentare il sorpasso effettivamente. Situazione ancora di stallo per quasi tutti i piloti tranne per Agio, che ogni tanto tenta il sorpasso. Sì, assolutamente, con poi anche la completezza della griglia che è abbastanza tranquilla, è più di studio questa gara, c'è da dirlo, anche se Sì. all'inizio abbiamo visto grandi sorpassi e controsorpassi, ma la fase iniziale è sempre quella più movimentata. Poi c'è da dire che non essendoci safety car o altro, solo bandiere gialle nel caso, comunque diciamo che se perde il controllo il pilota poi si è tranquilli che comunque la gara continui, quindi i piloti devono stare attenti e tranquilli evitando ogni incidente possibile per rimanere là davanti in testa alla corsa. Vero, devono stare attenti perché il rischio di safety car qui non esiste. Esattamente. E attualmente dobbiamo solo aspettare. Questo penso che sia stato il primo giro, se non ho visto male, in cui non c'è stato nessun cambio di posizione. Sì, è stato il primo giro di tutte le gare di stallo, esatto, in cui non c'è stato cambio di posizione, mentre adesso Giulia va a passare alle 17 per la sesta posizione, il gruppetto dalla quarta alla settima teniamolo d'occhio attentamente perché le lotte sono abbastanza serrate, con il sesto e il quinto che sono Giulia e Rotto un po' più distaccati rispetto a prima ma ancora molto ravvicinati, quindi bisognerà stare attentissimi sotto questo aspetto perché può succedere sicuramente di tutto. Ecco, appunto già ci sono stati cambi di posizioni, noi appena abbiamo parlato, quindi Matti Prai che comunque è ritornato in 29esima posizione, che non avevo notato, sì. tra parentesi. Sì, Matti Prai che sta avendo una gara a singhiozzo, sale, scende, molto molto particolare. E sia stato un errore della classifica? No, non penso, perché comunque l'abbiamo vista in battaglia con gli avversari, quindi sotto quell'aspetto non penso sia un errore della classifica. Però comunque è sicuramente una gara non semplice per Matti Prai da gestire e sta facendo il possibile, con grande difficoltà. Prova in tutti i modi a recuperare, anche se non è semplice con Giro 94kc che invece fa un errore. Questo possiamo esserne sicuri, perché va a perdere ben 3 posizioni nei confronti di Ninja, Pips e Neonida 93. Ecco, ancora situazione di stallo che però comunque tra poco si fermerà perché finirà la gara. Sì. 2 giri alla fine, anzi uno. Teniamo d'occhio
sul traguardo. Teniamo d'occhio, adesso siamo sull'onboard di Robilon, ma teniamo d'occhio la classifica e soprattutto appena ne abbiamo la possibilità con le immagini, teniamo d'occhio Pietro, ma soprattutto Gigio93 che potrebbe adesso tentare l'attacco, dato che è il momento perfetto dove tentare la manovra decisiva. Eccoli qua, con Gigio93 che adesso può tentare la manovra decisiva, vediamo se si mette all'interno. Aspetta ancora il momento giusto, c'è una blue flag anche che in questo momento decide, Albi che perde un'altra posizione. probabilmente si ritira uno dei piloti, da quello che ho visto è rientrato, vediamo chi è effettivamente, mentre qua ancora Gigio93 prova l'incrocio di traiettoria, per un momento non riesce, è veramente attaccatissimo all'avversario, tende a tenere la traiettoria qui interna qua al ferro di cavallo, doppio ferro di cavallo per i due, prosegue la battaglia veramente incredibile fino a questo momento, quello che stiamo vedendo tra Pietro e Gigio93. Ancora testa alla corsa Pietro, dipende tutto dall'ultima curva, adesso appena arriviamo alla possibilità penso ci sarà la manovra da parte della regia per seguire la lotta in testa. Li vediamo adesso, stanno arrivando all'ultima curva, eccoli qua in uscita, dovrebbe essere Pietro là davanti, attenzione Pietro per poco che non viene passato da Gigio che stava facendo un miracolo in CIA, però avrebbe dovuto passarlo prima un finale di gara servizio. E Albi che perde ulteriori 2 posizioni. Sì, Albi perde. Partito primo, arrivato settimo. Gara estremamente complicata per Albi questa qua. Da dimenticare. Assolutamente da dimenticare, non si può dire altro senza grossi problemi, da dimenticare completamente questa gara. E aspettiamo intanto che concludono tutti i piloti. Concludono gli ultimi piloti, abbiamo visto forse uno dei piloti ritirarsi, potrebbe essere Matti Praigo, che ha deciso per il ritiro, adesso lo scopriamo appena in questo momento vanno a concludersi. Sì, risulta ancora in classifica, ma comunque è ultimo. Quindi poi la classifica finale vede Pietro in prima posizione, secondo Gigio93 e terzo a chiudere Erika, che quindi prende una posizione importante, mentre guarda il giro veloce di millesimo di distacco. Ma di cosa stiamo parlando? Fantastico. Mamma mia, strepitoso. Benvenuti nel mondo dei kart. Esatto, benvenuto nel mondo dei kart. Con i primi 3 che abbiamo detti, proseguiamo dalla quarta in avanti. Rotto, Ali17, Giulia, Albi, Dennis Criminal, Pips 93, Ninja, Meonida 93, Giro 94 HC, Esbuda, Piccolomone ed Elia che chiude la top 15 di questa fantastica gara. Gold, che è l'unica batteria Gold quest'oggi. 5 batterie comunque emozionanti con tantissimi piloti all'interno. Alla fine se facciamo una media di 30 piloti a gara si parla di 150 piloti totali. Poi gli ultimi piloti dalla 16ª in avanti: CN16, Agio, Jack, Fonti, Robilol, Rise, Cente, anzi Cenez, scusate, non Cente perché ho detto Cente ma è Cenez in 16ª posizione, Cente 22esimo, davanti poi Piolo, Rocky Donuts, Panawan, Minimac, Pablo 95, Iaco e Matti Prai che chiude la classifica. Quindi lasciamo le premiazioni allo speaker ufficiale. Io e Daniele Gianfagna vi salutiamo. Quindi Daniele, possiamo salutare il fantastico pubblico degli amici del Kart Veneto. Quindi noi vi salutiamo, vi diamo un caldo abbraccio. Adesso si può. Eh sì, assolutamente. E ci rivedremo con il GP7. No, 8 Daniele. 8, non scusate, cadermi su questi errori. Scusate. Il GP8 che sarà... E sarà la pista, purtroppo io non lo so, Daniele. A sorpresa. No, comunque dovremmo saperla, la pista del GP8 che... Di Alberone. Mamma mia, tu lo sapevi e non me l'hai detto. Maledizione Daniele. Comunque, no, a parte tutto, Alberone, GP8, ci vediamo prossimamente ragazzi. Un saluto. Ciao a tutti. La terza posizione, medaglia di bronzo, categoria bronzo 2, Nicola Sam Fortin di Veneto, forza! Vice campione per questa bronzo 2, sembrava che non ne avesse, poi è andato alla carità da Sam e invece si è nascosto, impossibile più in su.
ma meglio di così non poteva fare Nicola Donato. Segna il premio Simone Segato, l'uomo più desiderato. Non è il primo gradino più alto del podio di questo weekend, ma sicuramente portato a caso con onore Michael Mattioli. Aveva terzo classificato, bronzo 1, Simone Segato. Stile ed entusiasmo, Michael Mattioli va a consegnare la coppa. Secondo classificato Andrea Brunati non c'è, vai a portare la coppa lì sul secondo gradino del podio. Ah, ok, c'è la controfigura di Andrea, va bene. E adesso a pettinare l'invasore. Dopo aver visto il rullo compressore di Michael Mattioli, mette il turbo, ci fa vedere anche lo zero, vince e stravince Nicola Santi. Ricordiamo che Nicola Santi ha fatto anche la purga per pesare 20 grammi in meno. Categoria Silver 2. Pronto per il terzo gradino del podio Tommaso Carraro. The first place was incredible, second place incredible to the team, third place incredible podium, Now second place Filippo Favaretto. third place is for Filippo Farfaretto. And they incredibly leave the podium. Favaretto is at home now and you are totally drunk. Eccola lì la pippa, secondo classificato Filippo Favaretto. Come scoppietta il nostro giocattolino e adesso da solo un altro pilota, solo al comando, Mattia Lorenzon per Amici del Kart Triveneto. Silver 2, un uomo fuggitivo. E adesso andiamo a cercare invece i piloti della nostra Silver 1. Per quanto riguarda la Silver 2 chiedo a Marco se è a posto. Marco Falcomer, domani che a comprare le mensole per ritirare e appoggiare tutte le coppe. Allora, secondo classificato è Sebastian Gangi. Not more of 40 minutes. E adesso pronti per incensare il vincitore. Sarà mica lui. Non è lui. Mi è piaciuto quando si è messo giù in carena, perché poi alla fine era più o meno lo stesso CX di quello di prima, un uomo solo al comando, un fuggitivo da 0-0 sulla pista di Jesolo, Alessio il fulmine Zacchi. Categoria Silver, raggruppamento numero 1, in terza posizione sostituito Marco Falcomer, vice campione per questa Silver 1 è Sebastian Gangi. Per la Amici del Kart Triveneto, categoria Gold, terza classificata e unica donna sul podio, Erika Zago. Per l'Italia nelle gare Rental. Eccola lì, pronti con la consegna del premio. Di onore il premio ricevuto da uno dei nostri rappresentanti, giovanissimi ma capaci di guadagnare i gradini del podio della Champions Cup. E adesso vice campione per questa edizione 2022 della Jesolo Gold, Alessio Pinton. Anche per lui consegna il premio Alberto Prendegani. E adesso con la possibilità per me di ringraziare tutti gli accompagnatori
tutti i fidanzati, le fidanzate, Marco Brigato per avermi concesso ancora una volta di essere con voi. Vince la Gold 2022 degli amici del kart Triveneto Pietro Carniel.